l'uccellino della Romana gli è caduto nel gabinetto, l'uccellino di Roberto era lì che voleva volare, l'uccellino della Romana, la prima notte di matrimonio. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda commedia messa in scena dalla compagnia teatrale I Picciotti di compagnia di Polo Vetrano, gruppo formatosi lo scorso ottobre da ragazzi volenterosi, aventi in comune la voglia di divertirsi e far divertire e di mantenere in vita un progetto nato tanti anni fa. La compagnia teatrale, già conosciuta per il successo della prima rappresentazione, stasera è pronta ad inscenare la commedia in 3 atti intitolata Asso di Poppi e Ciri Vastone. Essa è ambientata nella Sicilia degli anni 50, in cui il protagonista, il dottor Nino Butticè, falso erborista, cerca in tutti i modi di dare in sposa alla propria figlia Mimidda, la cui bruttezza non lascia speranze. Attraverso questo aneddoto si svilupperanno numerosi ed esilaranti scene che ritrarranno fantasia ma anche credenze di quei tempi, con personaggi pieni di difetti, strambi ed esilaranti. Personaggi che non porteranno nulla di buono, almeno per loro, ma che impartiranno una preziosa lezione agli interpreti e al pubblico. Adesso concludo con una celebre citazione di Arthur Miller. Il teatro è così infinitamente affascinante, perché è così casuale, è come la vita. E vi preghiamo di mantenere il silenzio per permettere ai personaggi di sentire le suggeritrici e di non andare dietro il palco, perché le sedie sono state già posizionate tutte qua fuori. Buon proseguimento e buona visione. L'uccellino della Romana fa un po' puzza, non è più fresco, l'uccellino di Francesco era lì che voleva volare. E cominciamo la giornata. E allora prepariamo la mistura per lo zume cola. Aglio pistato con 5 uova. Lo metto a cuocere in questo vaso di crema. Cipolla, trifoglio e ginzana. Il tutto basta per una settimana. Ci metto una goccia di questo bianco vino. Sarà la morte dello verme tagliarino. Sono sicuro che questo verme tagliarino che si infila dentro l'intestino dello zonecola ave picca vita. Questo intruglio è così micidiale che allo giro di una para di giorna si possono suonare le campane a morto di sto verme che si infila dalla panza dello zonecola e non lo fa bendare. E io dico che se non attuppa stavolta sto cristianetto, non attuppa più. E chi è? Oh. Non se ne può più, una settimana di preparare. Comincia. Che deve pesce? A solo che sta mancava. Visto che avevo la casa piena di gente, visto sto cappello al mercato e me lo posso accattare, che voglio non c'è in testa. Non c'è in testa? Hai detto sempre che sei una testa di... Che come finì? A posto? Ma spogliate per carità.
Volevate stare in sola chiave in cordo, per carità. Ma quanto è bella mia figlia! Tutto di te a pigliare il marito. E allora come finio? Affari, contratti, che facesti? Tutto. Ah, Mi è finito, peggio di patatara, Beddomeo, peggio di chi gettano vanni e e comandamenti. perché? Che sei? Non sei una patatara? Che sei? E poi facciamo stata gran bella sfilata, come ogni mercoledì, caro Ma marito. ogni mercoledì, ti dico tu a canale mercato, minchia parli da tu, minchia chiede, che vuole? Sì, Se non si sapete chi perché allo mercato che è colpa mia? Come finì? Affari, contratti. tutto a posto. Oh, ci sei nello speziale? Cibo. Oh, e che accattasti? Accattavo sale inglese, te lo faccio vedere. Sale inglese? Ca. Avevamo le stipettachine di sale inglese e tu accattate sale inglese. Senti, in una mano te la mente che Luca un po' in bagno. Ora che ti viene Luca Carone, che buoni via. Accorciamo. C'era C'era. suo figlio Gesualdo. C'era. Ma sì. E la taliana figlia. La tagliata. E chi ci disse? Signori, sono zarrasta di qua con queste cose mi rompe fino alla balanza. Ecco che ci disse. Solo questo ci disse. Solo chi sai io che avevo a fare? Pigliamo a cattava il reso all'inglese. Non c'è verso di poter maritare la nostra figlia, sapete? 45 anni l'avevamo ancora dentro, io non me ne posso connolire, io a maritare a sua mia figlia, non è come fare, amore. Oh. Ma come a fare? Ci sta nello macellaio. Cibo. Oh. E c'era suo figlio Gilormo. C'era. Guardi che simpatico questo picciotto. Ma è vero? Ce l'ha detto in italiano a Mimita, ce l'ha Ce detto. l'ha dette. E chi ci disse? Lo vuoi sapere che ci disse? Chi ci disse? Aspetta che te lo faccio vedere. Si è messa a bagnare. Carcagnuna, pedete porco, fegato! Solo così ci disse? Sì, caro marito, picchi piedi che ci vuole gran fegato per tagliare a tua figlia. Ma tu ce la mettisci in faccia quando tu la tagliava buona, diciamo? Ma se ce la mise, se non ne l'ha caputo, nostra figlia non ci passa manco per l'anticamera dello cervello, lo vuoi capire sì o no? Oh. E tu come a pigliare? Te che a pigliare, come a pigliare? Senti qua. Dimmi una cosa. I gente sono maleducati perché non capiscono lo bene di mia figlia. Non capiscono che è una picciotta educata, bella. Chiamala un minuto per favore. Mimida. Io me ne voglio fare convinto. Mimiduzzi, vieni qua, vedo me, che tuo padre volevi far capire alle gente della tua bellezza. Tu a tagliare che pinna? Che femmina, signore! Tu a tagliare che piede, mia figlia un 47 di piede che viene fuori. Tu a tagliare che stacco di gamma che ha mia figlia. Tu a tagliare che occhi, che sorriso che ha messo. Ma quanto è guata, che la stizza fa mezza bellezza. Che sopracciglia che aveva pure. È bella mia figlia, piglia tutta di sopra, va bene? Sì, Oh. di questo sono fermamente convinta, caro marito. Comunque grazie Mimita, va qualche domanda? Vai, cara mia. Portate dopo, che è una parola, portiamo perché- dallo mercato. Non t'ha amata Senti, Nino, tu puoi dire che do che boh. Ma sei convinta che nostra figlia è un fiore, un bocciolo di rosa, una boatta di miele, dico me l'ha tagliato giusto nella faccia, dico consola come vuoi, dico sempre cucuzza ma di che da fradicia però? Sapete, la roba bella di fuori è fradicia di dentro, lo può capire o no? Lo può capire? Non capivo lo marito. Oh. Ma bello mio, la prima di mia che iva al mercato, accatto la roba che è bella di fuori e non di dentro, capiste? Senti qua, si dice che ogni bella ha lo suo difetto e ogni brutta il suo talento. E vuol dire che mia figlia è una ragazza piena di talento, sapete? Sì, caro marito. E dimmi uno, un talento di tua figlia qual è? Visto che ha pigliato tia, io secondo me non ne avevo manco uno per se pigliate tia. Il talento di mia figlia? Tua figlia, qual è il talento di tua figlia? Sul cincinnetti, si scandano e se ne vanno, e già ne hanno. Ascolta Nino. Senti Nino. Senti. Ascolta. Senti.
c'è in un centro che una brutta la fa diventare bella nel giro di 4 giorni. Dove? A Palermo. Un centro? Un centro. Chi è ci? Un centro non centro di chillo, un centro come una casa per dire va. Meno male che sei laureato, bello mio. Un centro. Che una brutta la fa diventare bella. E fino a dopo ci siamo. E ce la porto subito mia figlia, che è il problema? Sì, caro marito, ma il problema è uno. Qual è? Che ci fanno le sordi. E siccome noi madri siamo culo in terra, sordi non ne avevo e ne potevo scordare tutte cose. Tua figlia ti resta schetta vecchia in capo alla panza, dentro. Guarda qua, se tu mi dici che a Palermo c'è sto gente, che mia figlia già sei brutta, e non ti dico che va a nascere bella, ma nesce, basta che nesce. Io piglio, mi metto a travagliare, mi metto a pregare, faccio fuori, stringo le sordi e la porto da Palermo. Perfettissimo, caro marito, a posto. Allora chi ci emo facciamo un viaggio e 2 sorvizza, bravo. E quale fosse stato servizio? Come? Chi? Chi è? Un viaggio e 2 servizi? Sì, tu. E quale fosse l'altro servizio? Me lo faccio scippare. Un burretto! Per intanto non è un burretto ma è un neo. Un burretto che so è! E si dice che ogni neo cresce la bellezza, caro marito. Ogni neo, non ogni porretto, alle picchiaie da fare lavare lo porretto! Propriamente, me la fare le Ma quanto sei stupida la moglie, tu sei stupida. Perciò, non mi chiedi a Palermo e tu da fare lavare lo porretto, alle vecchiaie va facendo il lavoro. Propriamente! Senti a casa bene. La politta tutta. Tanto ormai che c'è con chiunque cosa rendere? Se tu di essere tanticchia bella, sai che ci volessi? Che ci volessi? No, un centro. Che ci volessi una bella quadara, infilare te di dentro, a squagliare, a cedarci fuoco, a remenare e a fare tarre. Può essere che ne uscisse una mezza buona. A me? A te! A me? Penso di venire un poppellone consigliato! Poponino! E chi sono? A me? Ma lo capisci che per tirare dallo specchio c'è bisogno dello sgabellino? E anche con lo sgabellino manco ci arrivasse tu caro marito! E non solo! Che si squagliassero a tia nello quadarone, la chiunica furma per tia fosse sempre grande! Ma quanto pare! Perché ne nescesse uno senza un pene! Ma quanto pare! Ma vedi tu ne te ne ma mi dica lo circolo io quando mi va bene lo sentimento con te! Ma che decidevo di dirti 200 semini! Ma io disse boh, un parrino capito te! Sentiamo qua ora, vedete. Magi, donna Sabbetta, magi, sogno consumata, donna Sabbetta, come affari, ma dire sia come affari, magi consumata, sogno consumata. Calmati, che ti potete fare di questa maniera? Che sta succedendo? Sogno consumata, sta venendo come frate Ramon, sta venendo. E parla! Vuole l'aiutare l'avventura di suo marito, vuole zittate le carte perché vuole sapere se si può maritare o se non si può maritare. E qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che a me madre, pace all'anima sua, prima di morire, sta scritte le sue ultime volontà e disse che se uno tra me e mio frate sapeva maritare, toccava a mio frate Ramon prima e poi mia, e io mi resto sola come una cane, donna Sabbetta, possiamo aiutare, ma che aiuto vuole mia? Ma aiutarsi, la prego. Che aiuto vuole mia, bella mia? Ciao, a fare leggere l'avventura a modo mio. No, cara mio marito, l'avventura la legge, ma in base a chi le carte che ne esce, non è che ce la può leggere a modo suo. Donna Sabbetta, suo marito, ha visto a leggere con chissi qua di carte, chissi, proprio chissi. Che sono chisti che fanno l'avventura della gente, donna Sabbetta, non la studio coppe. Ne capiamo? Sì, perfettamente, con queste carte si può fare uno del tutto. Mi compiaccio, donna Sabbetta, lo sapeva che ne possiamo demontare. Questa è una cosa tra me e lei, apposta, affare fatto. Apposta. Oggi, sono frate Ramon, donna Sabbetta, me frate, si sta grappere, però mischino non si grappisse. Ci vengo vedere io, ma ci vengo. Buongiorno,
per me gioia giasi, per me giasi. Vieni qua, Gioia. Vieni qua, Gioia, asseccati. Vieni qua, per me assettati, Gioia. Ramon, assettati! Ma in che condizioni è, suo frate? Turno preciso, turno. Salutiamo Donnino. Ma suo marito tiene sordo? No, senta, se lei non ci dà un titolo del dottore, non faccio un zocco, non si gira. Scusa, salutiamo dottor Nino Butticelli. No. Ciao, Salutiamo. Salve. Salutiamo a donna Sabetta, Ramon. Ciao, dottora Sabetta. No, mia moglie non è dottora. No, se io avessi essere dottora come io preferisco essere zuccuna. Sì. Forza, Pedromeo. Che cosa possiamo fare per voi noi? A lei, Ramon. Va bene. Dottor Nino, Ramon, per carità, mi scattavo lì. Ma che stai scegliendo? mi voglio maritare. Sì, si vuole maritare, tanto assettati. E poi quale maritare? Ma che dici, Ramon, che va dicendo? Di quant'avi chi morì nostra madre? Pace all'anima sua. Non fa altro che ripetere notte e giorno che stava a maritare. Chi sta così ci scura? Ma. Forza! Dottor Nino, ci sta mesura benedica. Perché la mamma prima di morire Pace all'anima sua. Che c'è che anche ti ha mancato Non un me la pena. mi disse: Raimondo, ti devi sposare. Mi pare giusto. Vai dal dottor Nino e ti fai fare l'avventura. Tanto papà ti ha lasciato tante cose. Vero? Sì. Quando il dottor Nino ti mariti, ma che te l'ha stato, Ramo? Ma che ci fa credere a chi? Che va a compianno, Ramo? Ci l'ha stato. Me mace. Pace all'anima sua. Prima di morire, ci disse a me frate, per me, va maritate. Che tanto ne ha problemi di dote, mi fa pace all'anima sua. Prima di morire ti lascia una proprietà. Complimenti. Ramon, assettati! Ramon! Assettati, ti disse. Forza! Dottor Nino, mi lascia Chi te lascia? un terreno alla Peta Grossa. Un terreno alla Peta Grossa. Già. Uno a Lunarore, uno allo Fiotto, uno a Mattusa, uno a Vigna Curta, uno allo Vasco, uno allo Pantano. Ma che uno dici, alle Lava- Ramon? Ma che sta dicendo? Ramon, quale terreno a Martosa, Luna Dura, Lupiotto? Ma che dici, voglio capire? Che cucchi! Nostro pace, prima di morire, ne lascia tanti di chi di proprietà. Terreno alla Petra Grossa, Luna Dura, e l'altro manco ci li dico perché mi servia magari. Finio chi? Ramon, per carità, assettati! Mi fa piacere. Dottor Nino, mi lascia. Ancora? E te? Ascolta. Scusa, che sono sorda. Una casa in via Roma. Una casa a Roma. In via. Va bene, va, storduto, a Roma, quale Roma? In via, Cattabellotto. Alla via Roma, la parte di sotto non abitavano mai. Sempre meglio non ne stiamo romani. È una fattoria di 100 pecore e 300 anni. Acce. Vacchi, mu. Ma poi che dici volessi capire? Io non lo capisco. Quale caselli a Roma te la sa? Non è sta caselli a Roma, non è, dimmi. È la masseria di pecore alle vacche. Ma che dici, Ramo? Che dici? Che incucchi? Picchi nostro pace, mischino, ne la sa, lo palazzo di a Roma. Falle parlare di questi anni. Ma che nervi, scusate, ma io mi guardo quando vedo queste cose. E ne torno preciso, No, me l'aiutivo. Sembra così, donna Sabetta, sembra tutti gli giorni, per questa mia. E poi che dice? Ne la sta vedendo la masseria con 200 pecore e 600 vacchi, voglio dire, va. Complimenti.
Ramon! Assentati, per carità, Ramon! Oh, forza! Assentati! Ah, guarda che mi fa male. Ma come si Guarda fa? a te, mi lascia, casi che ne voglio. E soldi, soldi. Soldi ce la sa. No! Soltanto saporta se mangia le zottole del roso! Soldi! Ah, sorte! Ah, sì, sorte! Che dici io? Che mi posso accattare un paese? Sì. Proprietà, casi che ne do io, è sorte che si può accattare lo paese. Ma donne, Ramon, ma chi dice che ci fa credere a chi ci fa credere, volesse capire? In sostanza, donna Lucietta, il suo discorso è stato chiarissimo, non è come dice suo frate, ma è come dice lei. Mi pare giusto. Rosa da cose, tu no veramente, mi fa piacere che siete cose ricche, sfondate. Ma lo sai chi ci dico io? Sì. Ha avuto la cannila, si cercano cannelere. E quindi volete eletta l'avventura da me? Ma che chi faccia a chi si cristiani? Bravo, si aspetta. Minchia però! E parla pulito, parla. Fissa però! Io fu dottor Ne. Ci disse di venire in dimossia, che lei è una bravissima persona. Grazie. Legge le carte. Ve le legge? Chi? Le carte. Pigliamo cosa, Nino? Leggiamoci le carte, leggiamoci. Io che pigliare? Le carte, che pigliate? Sì. Ramon, per carità, Ramon, assettati. Ramon, assettati. Ma, assettati giusto, Ramon. Casa in casa d'agio, assettati. Oh, ma... Tenilo, marito, faccio solo le carte, prego. Posso stare così? Stai come vuoi stare? Perché mi squadrano le carte. Non lo capivo. Io quando vai a colpo con mia moglie mi squadrano i genagli che lei dovrebbe avere. No, ma io è perché ho la guardia grossa. Ramon va a finire. Manco ci voglio rispondere. Ognuno ve la sua guardia. Ognuno per la sua croce. Ah, la bene che ne aveva? No! Per favore, vede che le carte che ha pigliato me. Tanto sbagliano le cadine. Amore, Oh, procediamo. procediamo. Innanzitutto facciamoci un libro. E allora, lei, Don Ramondo, deve mettere una mano qui e deve ripetere la frase magica. Forza, metta una mano qui. La mano, Ramon. L'ho capito. All'estremo. No? Manca. Chi? Chi? Chi manca? Che manca? La mano manca. La mano manca. La mano manca, Ramon. Dio santo. Ripeta con me. Asso di coppe e C di bastone. Ripeti. Ripeti. Asso di coppe e C di bastone. Ripeti. Asso di coppe e 3 di bastoni. Solo asso di coppe. Solo asso di coppe. Solo asso di coppe. Solo asso di Solo coppe. asso di coppe. Nino! Accorciamo! Nino! Me ne faccio di Dio, me ne faccio ancora altre le coppe. Ah, capito? E come chi è? Avete andato il suo cuore. Che mi piace avere l'oggetto in testa. A me mi piace metterlo. Ramon. Il cristiano. E allora, procediamo. Procediamo. Cominciamo. Cominciamo. Mi gonfiavo. Mettiamo 4 carte qui sul tavolo. Andiamo a sfogliare, attenzione. Prima carta. 5 di denari. Bella carta. 5 come di una mano. Questo significa abbondanza e ricchezza, come il ricco Don Ramon. Ramon, per carità. Porta fortuna. No! Seconda carta. Asso di bastoni, come il bastone della vecchiaia. Significa che alle porte della vita di Don Ramon c'è l'avvicinarsi della vecchiaia e c'è bisogno di compagnia. Niente, che succede? Ma posa la carta e come prosegue, va, cammina. Terza carta. Aia. Asso di spade,
come la spada nel cuore dell'addolorata, la recente morte della vostra cara mamma. Oh madre, la mamma mia, la mamma mia. La mamma. Aspetta, Ramu! Ramu! Ma che non riesce che dentro, Nino? Mi scandalo, Nino! Non ti posso vagliare così. No. Prosegue, per favore. Ultima carta. Bella carta. Donna di denari. La donna, la femmina, Don Ramunno, significa che nella sua avventura c'è l'avvicinarsi di una bella femmina. no, Vi potete maritare, Don Ramunno. Dottor Lee, allora che fa? No. Fermati. Fermo del Ramunno, ci fu errore. La donna di denari sta ad indicare quella donna che ha trattato l'uomo come un re. Cioè che ora Donna Lucetta l'ha trattato come un re e perciò... Ma ti sta ingocchiando, ma la tira mia, signor dottore. Donna di denari significa femmina. Don Ramunno si può maritare. T'hai udito dire da ripassare bene la lezione delle carte? Picchi la donna di denari sta ad indicare la donna che tratta l'uomo come un re. In sto caso, Donna Lucetta a suo fratello l'ha trattato come un re. Ma che sta dicendo? Ma la tira mia, ma fatelo da sorbeto, ma fatela così. Donna di denari significa femmina. Don Ramunno si può sfugare. Può fare che tu che vuoi. Siete seccati a Ramunno, mi dispiace, rassegnatevi che la donna di denari mi disse già che serve. L'unica donna della sua vita è sua sorella Lucetta, non ce n'è altra femmina. Ma che sta di chi a dire queste cose, rassegnatevi, i divini, Aspetta, sicuro possiamo che fare, io la saluto. La saluto e la ringrazio assai. Ma che sta dicendo? Forza, vai, Mi dicesti una cosa, quant'è lo disturbo? no, che c'è disturbo, capito? Ma non c'è disturbo. Vabbè, arrivederci, lo salutiamo. Niente femmine, solo un sorella. Forza. Salutiamo. Camminiamo a Zambia, camminiamo, ma salutiamo. Ma salutiamo. Arrivederci. Ma deve essere. Arrivederci. Che più me, Messi. Cammina, Ramunno. Disgraziata femmina infame, che ci facesse capire a chi tu non si poteva maritare? Ma come ti permette di giocare tentalone travaglio, Ma come ti permette? Ehi, Che è chi? stai calmino. Oh! A chi tu ci facesse credere che non si poteva maritare? Propriamente. Ma propriamente chi? Che io ho una vita che studio e che mi alleccio, arrivi tu, no, te ne puoi avere. Manco sardo mi facessi dare. Propriamente. Ma propriamente che cosa? Vinni qua, Donna Lucetta, e mi dissi che ci abbiamo a leggere l'avventura allo frate a modo d'Ida. Lo vuoi capire, sì o no? Oh, e leggi qua con queste carte qua. Qua, guarda qua, chi me la sa? Che ne faccio io che stanno 5 minuti che torno 40 anni. E come fosse questa avventura a modo d'Ida? L'avventura è che siccome se si marita lo frate, Ida resta sola d'incia, perciò lo frate non sa maritare. Ecco qual è. E si marita Ida prima? Non può essere, perché sua madre, pace all'anima sua, ce l'ha sempre scritto che prima stava a maritare Ida e poi Ida. E tu come nasce tutta sta buffonata per chi? Propriamente. Complimenti veramente. Io mi dica penso a mia figlia e a lume porretto Ma principalmente. che pensassi che tu stavi a maritare, ricco, bello?